Oh, rieccoci qui, buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, benvenuti in questo nuovo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate like, commenti, seguite i social, tanto è tutto nella descrizione del canale ed è sempre tutto gratis. Di che vi parlo oggi? Oggi vi volevo parlare di una storia che io conosco benissimo anche perché l'ho vissuta in prima persona, essendo un adolescente di 15-16 anni, quando accadde in diretta, ovvero del gol di Tuta, questo attaccante brasiliano del Venezia, durante Venezia-Bari della stagione 98-99, prima giornata del girone di ritorno, successe un putiferio e poi finì tutto a tarallucce e vino come al solito, come spesso accade, come spesso è accaduto in Italia. Che è successo? È successo che questo attaccante del Venezia, arrivato nel 1998 col Venezia appena tornato in Serie A, Venezia sterile incredibilmente in attacco all'inizio del campionato, poi a gennaio con l'arrivo di Recoba, con Maniero e con lo stesso Tuta che diede il suo contributo, riuscì a conquistare un'incredibile salvezza. E questa salvezza, questa rimonta salvezza era iniziata proprio intorno alla fine del girone d'andata, inizio del girone di ritorno, e si gioca questo Venezia-Bari il 24 gennaio 1999. Tuta è in panchina, è un attaccante brasiliano classe 1974, il Venezia si era accorto di lui in estate perché in Brasile aveva fatto abbastanza bene, lo aveva preso come riserva e Tuta era stato bravissimo a segnare il primo gol in Serie A il 15 novembre del 1998, una vittoria clamorosa del Venezia 2-0 contro la Lazio, gol proprio di Tuta e del centrocampista Pedone, centrocampista molto bravo, molto ordinato, che ricordo anche nel Bari e nella Sampdoria. Tra l'altro c'era questa somiglianza incredibile con Aristoteles, il famoso giocatore della Longobarda, del film L'allenatore del pallone con Lino Banfi, quindi già era diventato quello che oggi si chiamerebbe un meme, già era diventato un po' un personaggio per questo. Il 24 gennaio del 1999, domenica pomeriggio, si gioca a Venezia-Bari, è una partita tra due squadre in salute. Il Bari è abbastanza tranquillo in classifica, il Bari di Fascetti, il Venezia di Novellino sta iniziando questa rimonta, non è più agli ultimi posti della classifica come per tutto il girone d'andata e si vede che è una squadra molto in salute, una squadra con tanto entusiasmo, pronta a giocarsi la salvezza. Tra l'altro è una partita stranissima perché si inizia sotto il sole, anche se fa molto freddo, e si finisce con una nebbia che non permette di vedere assolutamente nulla. Il Venezia va in vantaggio proprio all'inizio partita con Maniero, il Bari pareggia con De Ascentis all'inizio della ripresa e poi effettivamente la gara non è che faccia registrare queste grandi emozioni, tutt'altro, scorre via abbastanza lentamente verso il fischio finale col risultato di 1-1. Ad un certo punto nel finale entra Tuta per dare il cambio agli attaccanti del Venezia. Al 90esimo una palla buttata in area del Bari viene colpita di testa proprio da Tuta, che fa anche un bel gol, il pubblico esplode, chi riesce a vedere il gol, chi intuisce che abbiano segnato dall'esultanza degli altri, insomma il Venezia è in vantaggio, dovrebbe essere il tripudio, l'apoteosi anche di tutti i giocatori del Venezia e invece qualcosa inizia a non tornare perché Tuta viene abbracciato solamente dal connazionale Bilica, difensore brasiliano del Venezia, e l'atteggiamento degli altri giocatori del Venezia è un po' ambiguo. Mi ricordo Luppi, Gianluca Luppi, difensore del Venezia, con le mani in testa, poi capelli lunghi, quindi con le mani proprio fra i capelli, e nessuno che va ad abbracciare Tuta. Giocatori del Bari che si guardano attoniti e che guardano molto male i giocatori del Venezia. Alla fine della partita, nel tunnel, si accende una sorta di mischia, di rissa. Alcuni giocatori del Bari diranno a Tuta ti spacco i denti e si inizia ad avere questo sospetto di combin, si inizia ad avere un po' questo sospetto che le due squadre si fossero messe d'accordo per chiudere la partita sull'1-1 e che Tuta, non essendo informato dell'accordo, per errore avesse segnato il gol che non avrebbe dovuto segnare. Oltretutto
nel dopo partita le polemiche sono alimentate dallo stesso attaccante brasiliano che dirà: è successo qualcosa di strano, Maniero mi ha detto che non dovevo segnare e che era meglio che la partita finisse 1-1. Ed è strano perché io ho sempre saputo che è meglio vincere che pareggiare. È anche un po' spiritoso Tuta, devo dire, non so se fosse completa ingenuità o se ci fosse del sarcasmo nelle sue parole. Maniero e il presidente Zamparini, dopo che viene montato questo caso di cui si parla per tutta la settimana, cercano di smorzare le polemiche incolpando praticamente Tuta del fatto di non parlare bene l'italiano e di aver quindi frainteso le parole di Maniero, che afferma il contrario, cioè dice: io gli ho detto proprio il contrario, gli ho detto guarda, sarebbe meglio fare gol, cerca di fare gol, e lui ha capito il contrario a causa del fatto che non parla molto bene l'italiano. Tutto rientrerà più o meno in un nulla di fatto. Tuta ritratterà anche le sue dichiarazioni successivamente, quindi il caso si sgonfierà. C'è una cosa abbastanza divertente successa la settimana dopo: Parma-Venezia finisce 2-2, doppietta di Maniero per il Venezia, che polemicamente non esulterà, anzi manderà via con questo gesto i compagni che vogliono abbracciarlo, come per dire facciamo vedere che noi non esultiamo mai, ecco, questa polemica sul fatto che non avessero abbracciato Tuta nel finale. Qui vi faccio vedere anche le parole stizzite del procuratore di Tuta, Mario Miele, che dice ci rimetterà solo Tuta. Praticamente lui cerca di confermare le parole dell'attaccante. Eccolo qui, questo proprio dopo Parma-Venezia, e qui si dovrebbe vedere anche l'esultanza, eccola qui, di Maniero, la non esultanza per così dire di Maniero, e questo caso che riempì per un paio di settimane le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive e poi si sgonfiò completamente. Tuta segnerà un altro gol a San Siro contro il Milan poco dopo, partita vinta dal Milan 2-1, chiuderà il campionato con 18 presenze e 3 gol e a giugno tornerà in Brasile. Di lui si parlerà esclusivamente solo per questo fatto, per questa vicenda, fino al 2012, quando è tornato in Brasile, gioca nella Serie B brasiliana e verrà arrestato per non aver pagato gli alimenti alla ex moglie. Gli verranno dati verrà condannato a 30 giorni di detenzione, di prigione. Gli avvocati con un grande lavoro riusciranno a fargli passare in carcere una sola notte, e lui addirittura il giorno dopo scenderà in campo, giocherà e addirittura farà gol nella partita che la sua squadra vincerà per 4-1. Insomma, diciamo che i gol di Tuta, i 2 gol più famosi nella carriera di Tuta, sono stati anche contornati da situazioni un po' particolari. Il gol fantasma di Tuta me lo ricordo benissimo, ne hanno parlato per qualche settimana, poi tutto è rientrato nella norma e il carrozzone bello pulito del calcio ha avuto sempre la sua bella facciata lucida, e tutto ciò che poteva scalfirlo è stato elegantemente buttato sotto il tappeto. Tutta la polvere che prova un po' a sporcare il calcio italiano spesso viene buttata sotto il tappeto. Se un giorno alzassimo questi tappeti troveremmo probabilmente 1 metro di polvere sotto, ma questo è un altro discorso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, io vi racconto altre storie come queste e torno domani. Ciao!